Prima delle scuole calcio c'era la strada, prima degli schemi c'era il gioco. La strada del calcio racconta come sono cresciute intere generazioni di calciatori e di uomini. Un viaggio nella vera scuola del pallone. Minuti e 40, momentaneamente in 10 il Catania che farà entrare tra poco Martinez. C'è Conti sul pallone piazzata ai 30 metri, Lazzari un poco più dietro, il tocco per Lazzari, calcio Lazzari, gol! Un sicuro verso la traversa, la palla in rete, ha battuto sul legno e poi è rimbalzato dentro la porta. Punizione bomba di Lazzari e palla in rete per il gol dell'1-0. Martinez all'interno dell'area, trattenuto, calcio di rigore. Fallo di Canini su Martinez che lo ha strattonato per la maglia e calcio di rigore decretato dall'arbitro in favore del Catania. 31esimo minuto, Mascara sul pallone, tiro e palla che passa sotto la mano di Marchetti, palla in rete, 1-1 il punteggio. 35esimo minuto, attenzione al lancio avanti di Potenza, pallone verso Mascara, va a colpire Marzorati, la palla era forse già uscita, non era uscita, Marzorati ingenuamente è andato a colpire un pallone che era già fuori, l'ha rimessa con le mani. Attenzione a Mascara che si beve Marzorati, ancora per Richiuti, limite dell'area, dentro Maxi Lopez, supera anche Canini, Marchetti e mette in gol. Maxi Lopez gol, 2-1 per il Catania al 35esimo minuto. Gol! Andrea Cossu sul cross di Biondini pareggia. È stata un'azione costruita nel settore di destra, il pallone messo all'interno, all'altezza del dischetto è arrivato Cossu e ha depositato in gol. Cagliari che pareggia 2-2, è stato Andrea Cossu a recuperare la partita. Il Cagliari ha saputo rimediare alle scelleratezze del primo tempo, era andato in vantaggio con Lazzari, è stato pareggiato il conto da un rigore di Mascara per un fallo di Canini, netto su Martinez, poi un errore difensivo prima di Marzorati che ha regalato la rimessa con le mani, poi dello stesso Marzorati e di Canini che è uscito per lasciare in fuorigioco non si capisce chi e ha quindi dato il varco per l'inserimento di Maxi Lopez che ha trasformato. Nel secondo tempo l'inserimento di Cossu e anche 10 contro 11. Cagliari che ha agguantato il pari grazie proprio a Cossu che ha realizzato su un cross di Biondini.